È lunga la lista dei paesi: Slovenia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan, e poi si arriva in Cina. Però la Cina non è vicina, nel senso sono altri 4.350 km quando si arriva al confine dal Kazakistan alla Cina. 82 tappe, 100 giorni, bicicletta. Questo di bello, che è lenta ma se vuoi, ed è continua, ti porta dove vuoi. Era il 25 aprile scorso quando Alberto Fiorin e Dino Facchinetti del pedale veneziano sono partiti da Venezia per raggiungere in bicicletta Pechino nell'impresa denominata Marco Polo a pedali, voluta per omaggiare il mercante veneziano nei 700 anni dalla morte. Dopo 10.500 km in 100 giorni di viaggio ce l'hanno fatta e il 1 agosto sono arrivati a Pechino. Il viaggio lungo la Via della Seta è il più lungo che hanno mai intrapreso, da cui sono tornati ricchi di tutto ciò che hanno incontrato, le persone in primis, ma anche i luoghi, i paesaggi, la cultura e anche il cibo. Eccoci, Ecco un matrimonio turkmeno. giornata di pioggia, ma il morale non è assolutamente nero, anzi è molto alto.